Ecco i pony dunque che si dispongono a girare, i primi tre con 20 metri di vantaggio sulla distanza del mezzo miglio. Vediamo allora la partenza. Zana veloce, si porta a condurre su Joe Black e Daisy Starlight. Gli altri sono veramente, gli altri due pony sono partiti molto molto lentamente. C'è intanto un breve errore di Daisy Starlight che poi si rimette, mentre più indietro Pengu ha superato Pippa. Sono 40 i metri da recuperare, ma dopo la partenza sono diventati 60. Quindi in vantaggio è Zana con Logan Braidic che guida su Joe Black e Daisy Starlight, rimessa da un errore, cavalli molto distanziati fra loro, c'è Pippa che muove all'esterno, ma è molto lontana e scurva molto larga. Situazione intanto che non cambia tatticamente, c'è questo netto margine di vantaggio per Zana, che va via di Lena, vedete, con Logan Braidic nel sediolo. La seconda posizione è sempre per Joe Black e poi Daisy Starlight, mentre i due penalizzati sono piuttosto lontani, con Pippa che prova a recuperare, Pengu invece in coda. Vediamo ora cavalli che affrontano la curva finale, ancora meno di 400 metri alla conclusione. Il vantaggio netto per Zana nei confronti di Joe Black, Daisy Starlight, Pippa che si avvicina. Pippa ora supera Daisy Starlight. Non è bellissima di andatura Pippa perché ha avuto una breve incertezza, ora però si riprende bene. Vantaggio intanto nettissimo quello di Zana. Zana completa la curva conclusiva, mentre Pippa si ingamba bene all'esterno, raggiunge Joe Black e lo attacca, pur scurvando ancora molto molto larga. Retta d'arrivo con in vantaggio sempre Zana che ha una quarantina di metri su Pippa che come sempre è molto generosa, però si getta di galoppo, ora si riprende. Zana in netto vantaggio, Zana ormai, anche Zana. Pippa si avvicina a grandi falcate, ma Zana che però non è bellissima di andatura, comunque taglia per primo il traguardo. Zana davanti a Pippa e a Joe Black, Zana con Logan Braidic che dovrebbe aver vinto questa corsa su Zana. Ogni tanto non sono perfetti di andatura questi pony, però sono le prime corse che effettuano, quindi bisogna capirli anche. La vittoria quindi probabilmente per Zana su Pippa. E così abbiamo esaurito anche le due corse pony e fra un po' ci sarà la straordinaria Tris Quarte Quinte riservata a cavalli di 4 anni.